Buongiorno amici di Matto Scacco, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proviamo a salire con le partite blitz a 3 minuti. L'ultimo video vi è piaciuto? In realtà era un video di sfogo dove io mi ero promesso, accendiamo un po' di luci, mi ero promesso di giocare un pochettino con più impegno a 3 minuti secchi. Perderò, vincerò, non so che cosa succederà, ma proviamo a salire di altri 50 punti. L'ultima volta ci eravamo riusciti in un'oretta a salire di 50 punti, quindi siamo più o meno a 2000, proviamo ad andare a 2050. Ci siamo? Partite a 3 minuti? Andiamo, andiamo. Cavallo F6 di premove, sempre, sempre. Gambetto Budapest, molti manco se lo filano. Manco se lo filano e quindi questa è un'ottima cosa per me. È un'ottima cosa per me. Ah. Ah. E quindi? E quindi che devo fare? Questo io lo devo prendere secondo voi? Se arrocca sì. Se arrocca sì. Se arrocca tutta la vita. Ma anche se mette donna B3 o donna C2. Quindi sì, io lo devo prendere forse. Questo io lo devo prendere, ahimè. Beh, se arrocca subito, perché sennò poi questo cavallo diventa fortissimo. E il mio alfiere è inutile. Ok, intanto che già che lo stiamo facendo pensare, ragazzi, il bello di queste partite a 3 minuti è che c'è poco tempo, è vero? Ma qualche tempo per fare qualche piccola considerazione c'è. Io sono... cosa sto vedendo, cosa sto vedendo, cosa sto vedendo? Ti prego, c'è qualcosa qui, ti prego. C'è qualcosa che non vedo, c'è qualcosa che non vedo sicuro. C'è qualcosa che non vedo sicuro, forse qui c'era della tattica, ma troppo tardi per vederla. Questa è buona. F3 sarebbe sbagliata per lui. E adesso, senza saperne leggere né scrivere, questo glielo attacchiamo. È vero che io perdo qui. Attenzione, oh, attenzione, adesso ci sono due attacchi qua che non vanno bene per niente. E vabbè, dai, facciamo questa. Lui si prende questo. Oh, io tolgo qui. Attenzione che poi c'hai i doppi, eh. Se mi toglie sto cavallo, c'hai i doppi. C'ha i doppi. Ah, quasi quasi io faccio questa. Guarda, guarda quanto sono bravo. Ti regalo la mia torre. Per prendermi subito... Non la vuoi? Ti regalo la mia torre, ti ho detto. Non la vuoi? Io te la voglio regalare. Non ci credo che non prende la torre. Non ci credo che non vuole prendere la torre, quest'essere ignobile. Ma questo mi vuole semplicemente intrappolare, che è un altro paio di maniche. Facciamo così. Facciamo così. Che te devo dire? Te la vuoi prendere sta torre, mo? No, non la vuole prendere. Fa bene. Fa bene secondo me non prenderla. E intanto c'ho questa. Quindi alfiere F3 cade questo e mi sono ripreso i tre pedoni. Alfiere F3. Forse c'ho sempre questa sul alfiere F3. No, no, preferisco riprendermi qui, credo. Questa sa deve prendere. Anche se quando salgo su con la donna, se poi la torre ricattura, non è forte come quando io ricatturerei con la donna. Alfiere F3 è la sua prossima mossa, sicuro come l'oro. E io devo giocare questa. C'è poco da dire. Là, perché ti inventi queste cose misteriose? Ok, qui c'è il matto in uno, no? Quindi come lo fermi questo matto in uno con cavallo che non ho minimamente considerato. Scacco. Questa è buona per me. Questa è buona per me. Qualsiasi cosa stia accadendo, questa credo sia buona per me. Giocatela bene, Christian. Questa torre. Fiere. Tu metti la torre qua. Buonanotte a tutti. Tu metti la torre qua a breve. Porca vacca, ma com'è che sono senza pezzi? Alfiere. Vabbè, senti, questa te la faccio fare. Che devo dirti? Che devo dirti? Te la faccio fare. Che te devo dire? Te la faccio fare. Adesso perdo anche la torre qua.
C'ha 90.000 pezzi di vantaggio. Torre qui non può farla, per fortuna. C'ho donna qui, ma si para con 40.000 pezzi. E c'ho... oh, proviamo a rompergli un po' le scatole. Proviamo a rompere... ah, lui c'ha la spinta adesso. Con minaccia di matto. Proviamo a rompergli un po' le scatole in qualche modo. Per forza devo fare qualcosa. Sta torre qui, cioè non voglio perdere un tempo adesso. Forse questa la vinciamo per il tempo, amici. Forse la vinciamo per il tempo. Su cavallo qui può fare torre qua poi. Ok, facciamo così. Sono pronto a spingere. Sono prontissimo a spingere. E la donna... no, qui c'è il cavallo. Ok, così. Urco. Ah, 3 secondi, a 3 secondi, a solo 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 3 secondi. Sto giocando come un vero baro. Wow, rubata, ammetto, questa è stata rubata, però avere un po' di tempo di vantaggio a 3 minuti è veramente fondamentale, veramente fondamentale. Rubatissima, 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 rubatissimissima. Va bene, questa è una posizione che mi piace giocare. Onesto? Devo essere onesto al 100%? Una posizione che questa me la gioco con grande piacere. Ok, arrocchiamo. Torre su colonna. Uh, uh. Questa così, dai. Questo cavallo deve andare qui così. La donna non ho ancora capito dove metterla. Sincero. Sto di giocare B3 indebolendo A3. B3 e cade questa. In teoria. Ok, questa comunque te la faccio lo stesso. Secondo me è buono uguale. Perché c'è comunque un doppio attacco. Anche se tu ti rifai qui, Ha trovato il modo per tenere tutto. Ha trovato il modo per tenere tutto. Ha trovato il modo per tenere tutto. Bravo, mi compiaccio. Ora, alfiere e donna andranno a fare una minaccia, una batteria importante. Ah, che doubles. Cavallo qui, alfiere qui. Questo faccio alla fine della partita di prima con sto alfiere, Ve lo dico. Faccio la fine della partita di prima con sto alfiere. Ah, vuoi spingere? Avresti tutto... Vabbè, adesso questa mi piace, sincero. Adesso questa mi piace, sincerissimo. Se devo essere proprio onesto, che mi permette di venire con la donna qua, se non mette la torre. Se metti il cavallo non me ne frega niente, io vengo comunque qua, non posso venire più qua. Non posso venire più qua e sta per arrivare quella. Sta esattamente per arrivare quella. F5, F5, spingi. Cattura alfiere. Qui bisogna giocare incisivi, non è che uno può fare, non è che uno può cazzeggiare. Cioè, non è che potevo giocare F6, non penso che potevo giocare F6. F5, F4. F4, incisivo, incisivo. Questo posso prenderlo con la donna adesso. Ok. Questo prendi con la donna, perdi questo col doppio. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Questo è d'abbandono, fratello. È d'abbandono, fratello, è d'abbandono. Mamma mia, sono carico, oggi sono carico. Bevuta. Va bene, ovviamente, così come io ho fatto una bella combinazione, adesso me ne subirò una contro, perché non sono un grande maestro. Sicuramente qualche super cappellata la farò a breve. Ma già nella partita di prima che ho rubato, non è che avevo giocato chissà quanto bene.
Andiamo a fare il nostro sistema colle, ragazzi. Sulla Matto Scacco Academy c'è il corso sul colle. Mancano le ultime 3 lezioni da inserire, però il corso è praticamente completo. E lo potete prendere adesso che è in prevendita, che costa un pochino di meno. Poi a settembre ci sarà il lancio vero e proprio del corso. E guardate, soprattutto nelle partite così veloci, a 3 minuti, avere un sistema, cioè ossia una serie di mosse prestabilite che in qualche modo ti dice come portare avanti la partita è cosa buona e giusta. Diciamo che uno dei temi principali è poi la spinta in E4. Sì, mi fai fare questa? Perché su questa... Ah, tu minacci questa, però su questa tu ritorni qua e io me ne vado qua. Secondo me non è male cavallo, eh. Non è male cavallo perché minaccia qui, però questa secondo me è più bella. Per forza cavallo F6 per tenere sia il cavallo che il matto. E qui c'è questa casella bellissima dove la donna comunque continua a rompere le scatole. Tiene qua, su torre 8, torre qui. Anzi, oppure semplicemente metto il cavallo. Lui fa cavallo, io faccio alfiere. Cavallo è meglio ancora, di torre. Cavallo. Minacciando la cattura del cambio del cavallo. Lui dovrebbe... bella, questa. Questa, dai, minaccio il cambio. Ok, come lo difende questo con G6? Con F5, aveva anche F5 aveva in effetti. E beh, adesso qui secondo me hai seri problemi. Perché hai problemi anche qui. Mamma mia, sistema colle, ragazzi. Sistema colle, andate sulla Matto Scacco Academy, studiatevelo. Sono 25 lezioni. 25 lezioni più i vari memory booster. Allora, qui c'è qualcosa. Qui c'è questo e credo che ci sia il sacrificio qua. Qui c'è il sacrificio qua, per forza. Per forza. Oppure il sacrificio diretto dal fiere. No, dai, cavallo. Non ho tempo per calcolare. Non ho tempo per calcolare. Scacco, no, non mi sa. Questa qui. Questa qui. Tu vai sul bianco. No, non puoi andare. Scusa, questa qui. Questa qui è matto, dai. Questa dovrebbe essere corretta questa. Ora cosa minaccio? Ah, l'unica cosa che potrebbe giocare è donna qui. Vedi? Vedi quanto sono piccio. Vedi quanto sono piccio? Era meglio alfiere. Era meglio alfiere. Era meglio alfiere. Era meglio alfiere 10.000 volte. Era meglio alfiere 10.000 volte. Ok, teniamo. Su questa che mi minaccia c'ho questa, scacco di scoperta. Forse non l'aveva vista davvero sto giro. Qui. Qui. Viene sul bianco. Viene sul bianco. Porca vacca, non la vedo. Non la vedo, non la vedo, non la vedo, non la vedo. Se non la vedo non è che posso fare granché. Non la vedo. Questa sale su. Facciamola, questa qui. Ma che cacchio ho fatto? Ma vabbè, no. Vabbè, dai, questo è di abbandono, va bene, ma si può buttare la... Ma io avevo giocato apposta quella per mettere poi il cavallo in difesa della donna con scacco di scoperta, ma io non lo so. Ma io non lo so, veramente... Boh, vabbè. Come avevo... Oh, proprio l'avevo detto 2 secondi fa, l'avevo detto 2 esatti secondi fa. L'avevo detto 2 esattissimi secondi fa che avrei fatto io la super cappellata. Cioè, l'avevo detto. Se non l'avessi detto, sai, diceva, ma se tu non l'hai detto. No, l'ho detto. Ma l'ho detto alla grande proprio. Allora, qui voi mi invogliate a spingere qua, lo sapete? Lo sapete che mi state invogliando a fare questa? In una maniera incredibile. E la faccio. La faccio di brutto. Poi ci metto anche la donna qua, a supporto. Tu puoi metterci donna in C2, puoi fare tutto quello che vuoi, ma io
Sarò più aggressivo di te. Ok. Cavalluccio... Cavalluccio qui. Cavalluccio qui, fammi pensare. Tu catturi. No, non mi piace ancora cavalluccio lì. Facciamo una cosa bellissima. Facciamo... Ah, se tu... il problema è se tu vieni qui. Facciamo questa, dai. Tu vieni qui, io vengo con l'alfiere qui. Ok, tu stai facendo questa perché vuoi prendere un po' di spazio e io starei anche d'accordo, sinceramente, con questa tua mossa. Sono d'accordo. Non mi piace, ma sono d'accordo. Non mi piace, ma sono d'accordo. Cavallo qua. Cavallo qua. La donna è l'unico difensore. Su G3 io vengo qui, tu mi prendi qui, io c'ho questa. Cavallo qua. G3 vengo dentro, mi prendi qui e non c'ho più questa. Non ce l'ho più. Non ce l'ho più. Non ce l'ho più. Devo giocare così. Devo giocare così. Ok, c'è questo alfiere qui che è veramente fortissimo. Questo alfiere qui, in combinazione del cavallo, lui me lo dà tutta la vita. E se io gioco alfiere? Se io giocassi alfiere, per esempio? Cosa mi giochi? F3 sul serio? Beh, questa ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo ancora, però abbiamo questa che secondo me è forte. Questa è forte. Minaccia cavallo in avvampostone. Anche se su F3 mi crolla l'avvampostone. Però su F3 ti crolla, hai altri problemi. Questa c'è. No, non c'è. Questa, dai, facciamo questa. Su questa ricordiamoci questa. C'ho 37 secondi. Ho 37 fottutissimi secondi. Vai col cavallo, ok. Bisogna portare in gioco anche la torre. Questa me la fai adesso però. Questa ora me la fai. Questa ora me la regali. Ah, questa me la regali. Questa me la stai regalando. 19 secondi, non c'è tempo, amici miei. Avrei voluto avere più tempo, ma non ce n'è. Donna qui, minaccia torre qua. Saliamo su con l'altra torre. Non so se avevo... Non so, c'è talmente poco tempo che non riesco a... No, non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Qui l'unico modo, sai com'è? Ah, niente, è finita. Finita in malora. Bravo, bravo. Niente, finita perché non ho gestito bene né l'attacco né tutto. Va bene, va bene, va bene. Dai, dai, ok, partita male in realtà. Questa è partita male in realtà sto giro, la situa. Ok, ok amico, ok amico caro. Ok amico caro, ok. Va bene, qui stiamo giocando un collino, un collirio. Un collirio di questo tipo. E mi fai chiudere qui così. Mi fai veramente chiudere qui così. E va bene, chiudiamo qui così. Cavolo, H5 per entrare qui, tutta la vita. Ma tutta la vita. E qui c'è G3 che si gioca. Ma c'è anche cavallo F1. Cavallo F1 che farò subito. Perché adesso tu vuoi comunque... Ok, allora facciamo così. Ti creo un problema qui intanto. Tanto ti creo un problema qua. Poi sviluppo questo e poi ci metto la torre qua. O tu mi crei un problema più grande. Però no, io su questa io difendo l'alfiere. Sì, sì. Dovrebbe fungere. Come lo difendi questo? L'hai difeso con la donna lì, ok. L'hai difeso con la donna lì. Allora io ti faccio ora questa bellissima manovra. Questa manovra di triangolazione
e ti attacco qui 3 volte. Adesso me lo farai H6, sicuro me lo farai. Ok, stai per minacciare questa. Stai per minacciare questa, quindi non ho tempo di fare quella manovra. Ma se io spingo... Se io spingo mi faccio l'avantpostino qua. Chiaramente se catturi di cavallo vado di cavallo e buonanotte. Anzi, se catturi di cavallo posso anche venire qua, a dirla tutta. A dirla tutta... Ok, niente, dai, avantpostino. No, avantpostino di che? Ah, sì, sì, avantpostino. Però attenzione che c'è la minaccia di questa, Qui devo giocare B4. Devo giocare B4. E tu giocherai C4. Non mi piace più. Non mi piace più come prima. Ok, c'ho la possibilità di rientrare in gioco comunque qua. C4 devi giocare. No, c'è questa in realtà. Ma che cacchio di calcoli sto facendo? Ok, calcoli sbagliatissimi fino al midollo. Calcoli sbagliatissimi fino al midollo, però almeno il cavallo è salvo. Il cavallo è salvo. Dammi sto cavallo sull'alfiere, ti prego. Ti prego. Questo alfiere non serve a nulla. Ok, sto guadagnando tempo, cioè anche il tempo è una cosa importante. Anche il tempo è una cosa importante. Ora, detto ciò, in che modo posso fartela pagare? Mamma mia, questa donna non sa dove andare. Veramente sta donna non sa dove andare. Ecco, tra l'altro mi può fare anche questa, giustamente, giustamente, giustamente. Ce l'ho questa almeno. Non c'ho manco questa. Porca vacca. E qui les un problemas. Les un problemas. Un verito problemito. Creiamoci anche una via di fuga. Proviamo a rubarla questa sul tempo. Cerchiamo di resistere. Non è finita. È finita, sì, cioè alla fine. Non è finita. Cerchiamo di resistere e proviamo la prossima volta a fare una partita un pochettino migliore rispetto a questa. Un pochino migliore. Ok, portiamoci anche in difesa del re che non fa mai male. Ok, minaccia. Ah! Ah! Donna. Che cosa farai? Qualche cosa farò, sì, qualche cosa farò. Un cavallo completamente fuori gioco. Un cavallo completamente fuori gioco. Ah, minacci questa. Qualche cosa di sicuro io farò. Piangerò pa 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 pam pam pa 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 pam pa 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 pam. Sì, io piangerò pa 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 pam ta ti 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 ti. Sì. Adesso gli rubiamo. Guarda come gli rubiamo che è un piacere. Guarda come gli rubiamo che è un piacere. Rubata, rubata, ma si può giocare così. Si può giocare così. L'importante è crederci fino alla fine, ragazzi. Questa è la cosa più importante. No? Ho fatto veramente delle partite che sono schifose a dir poco. Schifose a dir poco. Schifose a dir poco. Partite veramente ignobili. Questa esiste? Secondo me esiste questa. Questa secondo me esiste.
Questa secondo me esiste. E su questa esiste anche questa. Proviamo a tenere. C'era questa che non era male, perché doveva giocare di per cambio di donne. Allora, quindi è tutto qui. È tutto qui il giochino. Il giochino è che è tutto qui. Però adesso tu non puoi venire con la donna dove vorresti venire. Quindi il giochino si è un po' fermato. Io faccio Rocco lungo e chi si è visto si è visto. Devo giocare cavallo qua. Però tu fai scacco un cavallo qua. Io mi paro. E tu mangi qui. Alfiere. Tranquillo, proprio che mi faccio la Rocco lungo, ma proprio tranquillissimo. Ma di una tranquillità me lo faccio sto Rocco lungo. Ma di una tranquillità che ma neanche puoi immaginarti. Scusa, questa c'è. Forse c'ha da 3 anni e mezzo. Cioè, non ho capito. Questa esiste. Questa. Catturi. Cioè. Fatemi fare prima questa. Prima questa, dai. Così tengo il pedone in F. Ora si può fare. Devi venire qua. Io ti gioco così. Perdi qualcosa, sicuro. 100%. 100% perdi qualcosa. Perché ora la donna non può più tenere il cavallo. Puoi giocare questa. Beh, intanto c'è sotto la donna, no? Per esempio. Cioè, la donna dove va? Va qui? Io ti prendo il cavallo. Giusto? Dico bene o sto sbagliando? Ok, queste aperture tricky che mi fanno. Devo studiarmi perché non è la prima volta che mi fanno cavallo C6, eh. Il tango dei due cavalli. Che è un tango che non è che è riuscito granché. Questa? O questa? Ok, Re B1 urge. Re B1, ok, a Rocco Lungo anche lui farà sicuramente. Questo pedone. Sì? Ma scusa, se io ti faccio questa, la tua regina, ancora una volta, se ne va qua. E io ti faccio questa, la tua regina se ne va qua. E io ti faccio questa. La perderai questa regina? O sei immortale? Secondo me, insomma, prima o poi si perde. Intanto facciamo questa, dai. Poi te la faccio questa. Cioè, la tua regina dove va? Qua. E se io faccio questa prima, tu vieni qui, abbiamo detto. Io ti gioco torre qua. Tu mi mangi questa, abbiamo detto. Ok. Io ti mangio qua. No, non mi hai mangiato quella. E se io ti faccio questa? Oh, il tempo, il tempo, il tempo, il tempo. Il tempo, il tempo. Il tempo. Vengo qui. Vabbè, siccome non sono il guardiano del tempo, ho 25 secondi. E ho 25 secondi. Ti minaccio la torre. E qui questo cade. No, non cade perché adesso ho questa. C'ho questa e vengo qua. Che è un piacere. Ma proprio vengo qua che è un piacerissimo. E ti minaccio matto con questa. Ok, su torre qui faccio donna per. Ok, minaccio matto. Devi sacrificare. Ah! Ah!
Che cosa ho fatto? Non ci posso credere, che cosa ho fatto? Non ci posso credere, che cosa ho fatto? Non ci posso credere, amici. Amici, amici miei. Amici miei, non posso crederci. Non posso crederci. Non posso crederci. Non posso crederci. Non ci sto credendo. Non ci sto credendo, ve lo giuro. Ve lo giuro che non ci sto a credere. Non ci sto credendo, non ci sto credendo, non ci sto credendo. Non ci sto credendo, non ci sto credendo, non ci sto credendo, ma neanche morto, non ci sto credendo a tutto ciò. Non ci sto credendo a tutto ciò, non ci sto credendo, non ci sto credendo. La vince! Mi fate vedere che caspita è successo quando ho giocato quella mossa lì? No, vi prego. E io ero convinto che qui facevo matto. C'era il cavallo, semplicemente. Cioè, non è che con un vantaggio di più 6,7. Donna per F2. Donna per F2. Ah, semplicemente il cambio di donne, che non l'ho manco visto. Cioè, l'ho visto, ma ho giocato questa. Va bene, va bene. L'importante, ragazzi, l'importante è rubarle. Le partite vanno anche sapute rubare. Prendiamo subito il cavalluccio, ce lo portiamo qua, giochiamo così. E qui c'è donna per. E ora sono pronto per un arrocco lungo, secondo me devastante. Ok, questa dai non me la puoi fare. Me ne torno a casa, sicuro, me ne torno a casa. Me ne torno a casina. Questa è carina, secondo me. Questa merita. Merita un po' di spazio, no? C'è qualche mega sacrificio? Questa merita. Merita il giusto merita. Ah, questa, sai, mi dà un po' di rogne. Questa mi dà un po' di rogne. Però, gliela devo far fare, non è che... Cioè, oddio, la cattura qui non è che mi interessa più di tanto. Ma se gioco C6, per dire, e non fa manco quella... Vabbè, dai, cambio strategia a Rocco corto. Questa un po' mi rognava, un po' mi rognava. E a breve mi prenderà anche lui l'alfiere mio. Ok, non me lo prende più. Non me lo prende più. Ehm, donna, cambio di donne. Cambio di donne. Vuoi farlo? Vuoi fare il cambio di donne? Facciamo. Ok, partita fiacca adesso senza donne. Giochiamo anche veloci, se possibile. Ah, il cavallo qui ovviamente deve essere messo per andare a fare questa catena. Ora, una 6 per chiudergli la sua colonna, ci vuole, anche a 6 ci vuole. Ok, coppia di alfieri, dai, coppia di jack, anche a poker, è una buona mano. Ok, tu vuoi raddoppiare sulla colonna sbagliata. Anch'io credo che raddoppierò sulla colonna sbagliata, perché a meno che io non riesca a fare questa, facciamo così. Facciamo così. Questo è il raddoppino giusto che ci serve. G4, cosa ti inventi? Questo cavallo sospeso qui rimane vivo troppo a lungo? C'ho questa. Minaccio questa in questo momento. Ok, allora ti minaccio questa. Minaccio questa? Minaccio questa, sì, credo che è una minaccia questa. Se gioco questa, tu vieni qui... No, troppo lenta, troppo lenta. Questa credo che sia una minaccia immediata. Perché dovrei guadagnare un pedone, no? Dopo questa, questa. E col guadagno di pedoni in una posizione di questo tipo, credo che si vinca la partita, tranquillamente. Ok, dai, torre dominante, torre passiva, si dovrebbe vincere la partita. Anzi, così perde anche il cavallo fra poco. Allora, facciamo così, entriamo in settima, facciamo così.
Facciamola questa. Ah! Ah! Non mi fai entrare in settima. Hai capito? Hai capito? Beh, questa c'è adesso, dai. Vediamo se c'è questa. Ma intanto questo sicuro ce lo prendiamo. E questo lo portiamo qua. Forse potevo prendermi anche questo immediatamente. Questo ce lo prendiamo immediatamente. Ok, finale vinto, direi. Teniamo il cavallo. Teniamocelo. Lo facciamo entrare. No, non lo facciamo entrare. E adesso spingiamo. Ok, lui cercherà di attaccare qui, ma non c'è assolutamente nulla lì. C'è l'alfiere che tiene. Quindi qualsiasi cosa lui faccia penso che non abbia troppo valore. Spingiamo. Questa è l'unica nostra verità. Farà qualcosa del genere. Io prendo qua, scacco, spingo, spingiamo. Adesso spingeremo anche qua. Ok. Giustamente. Oh, ma sai che mi hai rotto un po' le bolse? Mi hai rotto un po' le palline. Prendilo quel pedone, se c'hai il coraggio. Prendilo quel pedone se c'hai il coraggio. Devo salire col re. Va bene. Va benissimo. Va bene. Wow. Attimi di panico. Rivincita. Attimi di panico. A sto giro siamo il bianco. Sistema colle. Facciamo valere il sistemino colle. Ah. Ah sì? Ah sì? Ah sì? Mm. Sì, faccio così. Se spingi C5 faccio così. Questa la poteva fare. Però io comunque questa ce l'ho uguale, secondo me. E ha perso l'alfiere, quasi. Ha quasi perso l'alfiere. Questa gliela faccio. Ora questa gliela faccio. Lui fa questa. Questa gliela faccio. G4. Lui viene qui, così. Posso espandermi, ma non è ancora il momento. Questa. Ci deve essere della tattica. Ok, non c'è troppo tempo per pensare a queste cose. Questa. Facciamo così prima, guarda. Facciamo così. Poi facciamo questa e minacciamo questa roba qui. Ah, però se mi fa subito questa è un problema. No, posso andare qua. Ok. Adesso lui dovrà cercare un modo. Ma questa qui cosa fai? Cambi le donne. Ti tieni il pedone in più, cambi le donne, c'è un pedone brutto. Io questa te la faccio. Se vieni così, perdi qua, semplicemente. Devi cambiare le donne. Io ho una torre, tu c'hai un pedone bruttissimo, intanto me lo riprendo e mi riprendo anche questo. Secondo me è sbagliato cambiare le donne. Qui sto decisamente meglio io. Con questa credo che sto ancora meglio. Allora, qui dobbiamo togliergli questa mega roba qui, altrimenti non campiamo più. Togliamogli questa struttura, così gioca a 6. C'è qualche sacrificio, qualcosa? No, sai che mi sa che
Che non sta affatto male l'amico Fritz, non sta affatto male l'amichetto Fritz, non sta affatto male. Allora, l'alfiere B3 devo giocare. Dai, mi devo espandere così, non c'è tanta roba. Però voglio sviluppare, voglio mettere in comunicazione le torri. Voglio mettere in comunicazione le torri. E ti dirò che il mio re passa di qua. E di qui il problema. E di qui il vero problema. Quindi lo faccio passare di qua. È di qui il problema. Anche lui è in ritardo di sviluppo, quindi non è che è immune a tutto ciò. Non è immune l'amico. Quest'alfiere forse è meglio qua. Sono tante caselle da controllare, però questa arriva a breve. 35 secondi, ma quando? Quando ho avuto 35 secondi nella mia vita? Ok, sprintone finale. 35 secondi. Sprintone. Facciamo mosse che non compromettano la situazione. Continuiamo a fare mosse che non compromettano la situazione. Non impazzire. Questo è molto importante, non impazzire. Non impazziamo. Non impazziamo. Ah, potremmo andare qui o qui. Facciamolo. Facciamolo, guadagniamo un po' di tempi sacri. Un po' di tempi sacri. Facciamolo. Raddoppiamo le torri se riusciamo. Raddoppiamo. Ecco il cavolo che te le cambio gli alfieri. Sprint. Ok, adesso questi vanno spinti. L'unica mia salvezza sono questi. L'unica mia salvezza sono questi. Vai, vai amico. Vai, vai. Vai. Bravissimo. Erco cane, cosa non sto vedendo? Cosa non sto vedendo? Cosa non sto vedendo? Neanche lui sta vedendo. Attenzione al tempo, fondamentale. Fondamentale il tempo. Fondamentale. Fondamentale, zitti tutti. Fondamentale. Wow, con 30 centesimi di secondi se la porta a casa. Ottima. Rivincita da parte del mio avversario. Siamo già a 2-0. Già giocato 2 volte contro questo giocatore. Dai, utilizziamo una difesa diversa. Se mi gioca di 4. Proviamo una difesa diversa. Ah, mi fa il barbiere. Come ci si gioca contro il barbiere? Non mi ricordo più. Così. Giuro che questa non la conosco. Così credo, dai. Così credo che si giochi. Per forza così si gioca. Così. E poi mi giochi questa qui. Sai che non so come si gioca? Te lo giuro, non so come si gioca. Forse così. Così. Ti giuro che non so come si gioca. E tu mi cade questo, mi cade. Porca vacca, mi ha fregato col barbiere.
Mi ha fregato col barbiere, non ci posso credere. Così. Adesso però mi riprendo. Coi minimi mi riprendo qua. Donna per. Ok, alla fine c'ha. Cioè, alla fine. Cioè, non è possibile che col barbiere. Mi ha fregato col barbiere. Mi ha fregato col barbierino. Mi ha fregato coi barbiturici. Ma che strana la vita. Uno pensa di saper giocare a scacchi, invece viene fregato dal barbiere. Vabbè, questa scusa, te la devo fare. Vabbè, facciamo così. Perché non ho mosso subito la torre? Ho fatto sta mossa del Kaiser di sto pedone così? Ma. Ma. Ok, il cavallo qui sicuramente sarà fortissimo. Così come il mio cavallo. Ok, il mio re credo che debba venire qua. Un po' troppo fuori dal gioco lì. Ok, mettiamo i pedoni sul nero, perché lui c'ha sia il cavallo che l'alfiere nero. Quindi, dopodiché facciamo uscire il re. Ecco, questa era la mossa che non volevo, assolutamente. Ah, occhio, adesso arriva l'attacco qua, devo giocare torre così, oh, meno male. Ok, allora questi li mettiamo qua, va? Sai che mi sa che ti devo dare l'alfiere bianco su sto cavallo? Non lo so. C'ho qualche sensazione. C'ho qualche sensazione di questo tipo. Lui intanto c'ha un sacco di tempo in più di me, ma un sacco proprio. Vediamo se vuole cambiare le torri, o se no le cambio io e buonanotte, cioè. E giochiamo semplici. No, non le vuole cambiare le torri. Ma nemmeno se faccio così. Nemmeno se faccio questa. Andiamo sulla patta. Una squallida patta. Con un minuto in meno. Facciamola, dai. Facciamola. Che te devo dire? Che te devo dire? Che te devo dire con sto cavallo? Questo cavallo ti devo dire che scacco. Buona, 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 buona. Onesta, mossa molto onesta. A breve ci prendiamo questo subito, che non me lo fa prendere giustamente. E beh, io posso fare questo, scusa. Posso fare, non c'ho tempo per fare niente in questa vita, non c'ho assolutamente tempo per fare niente. Non ho assolutamente tempo per fare niente, quindi va bene così. Ok, questa andava fatta, questo così e portiamo sul nero. Non posso. Ah, che due balls, che due balls, che due balls, che due balls, che due balls. Appena scappi così ti faccio questa. Ti faccio questa. Non è buona. Ti prego, re. Vieni dove non dovresti andare. Re, fallo, 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 ti prego. Fallo. Tu giustamente, c'ho due pezzi in presa, uno cade. Giustamente, con due pezzi in presa, di norma uno cade, di norma. Giustamente. Ok, dai, 5 secondi è impossibile vincerla. Andiamo con un nuovo avversario. Ok, stiamo salendo veramente poco, 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 poco. Siamo a 2020 punti e c'è bisogno di qualche vittorina in più. Cattura, donna B3. Questa, ragazzi, questa c'è nel corso. Nel corso c'è. Beh, grazie. Thank you for the pedons. Questa nel corso sulla colle c'è questa, eh.
E come vedete, l'amico è spiazzato. L'amico è spiazzato. Perfetto, su torre qui prendo quasi matto. Quindi questo è un po' avvelenatino, eh. Questo pedone è un po' avvelenatino, perché se non lo prendo torre qui sono, sono cavoli, quindi credo che urge cavallo C3. Cavallo C3 urge uguale. Urge uguale cavallo C3. Ok, intanto dai, il pedoncino ce lo siamo preso. Quindi di chi ci lamentiamo? Piacerebbe uscire... Uscire dove? Boh, non lo so. Vediamo cosa si inventa. Questo alfiere. Questo alfiere. Giochiamo E3. Sì, sai che ho paura di cavallo di 7 torre qui? C'ho veramente paura. C'ho veramente paura, devo dire la verità. Cavallo di 7 torre qui. Ho una paura matta, anche perché sono lento nello sviluppo. Devo giocare 3. Qui devo giocare 3. Ho sbagliato a uscire con questo. Ok, cambio di donne subito proprio. Subito. Ma senza neanche pensarci due volte. Cambio di donne subito e ti do anche questo. Ti do anche questo, ti do. Te lo do? No, non te lo do. Te lo do. Te lo do. E faccio le 3 e buonanotte a tutti. Oh, ora sì che mi sento tranquillo. Ora mi sento tranquillo. Così chiediamo il cambio di alfiere. Oh, ora sì che mi sento bene. Col +1 mi sento bene. Col +1 mi sento bene, mi sento bene. Tu farai così, io faccio così. Mettiamoci una torre qui, tanto abbiamo capito che si gioca su questo lato. Bisogna capire che manovra fargli fare a questi cavalli per andare da qualche parte. No, questa così non la farò mai. F3 e 4 forse, devo giocare su F3 e 4. O semplicemente aspetto che sia lui a prendere l'iniziativa, no? Che fretta c'è di vincere? Abbiamo fretta di vincere? No. Ok, questa non mi piace. A3. Beh, questa è stata buona per lui, questa è stata buona per lui. Perché B3, questo è debole. Però, se è vero che questo è debole, ed è vero, io però metto alfiere in B1 e secondo me le debolezze sono finite. Metto il cavallo qua, le debolezze sono finite. A meno che tu spinga, io spingo. Secondo me non è male, non è malvagissimo. Adesso ci abbiamo. Ok. Ah, tu vuoi spingere qui adesso. Io faccio così con minaccia qua e qua, tra l'altro. Tra l'altro, no? Ok, questa è buona per me. E questa è buona. Adesso arriva anche questo, che non fa nulla lì, in realtà. Se io esco fuori dalla mia zona di comfort? Sì, buona. Tengo qua. All'occorrenza... Sì, questa va tenuta, dai. Adesso c'ho la torre qui. Va bene, torre qui. Giusto? Questo lo metto torre qui, faccio così, c'ho questo sotto e metto l'alfiere in B1. Ecco, questa mi piace un po' meno, sinceramente, perché non posso mettere subito... Ok, facciamo così, re qui. Boh, mi sono rotto le scatole. Se io faccio questa, tu giochi questa? No. Se io però faccio questa, tu lo devi difendere. Lo devi difendere. Ma no, dai, io gioco così, senti. Gioco così. Ma proprio tranquillo. Re qui e faccio uscire la torre. Boom. E chi mi ammazza? Forse questa la devo fare prima. Vabbè, facciamo così, dai. Va bene tutto. Questa è una sua debolezza. Però il mio cavallo non gioca. Il mio cavalluccio non gioca finché c'è questo. Quindi, finché c'è questo, il mio cavalluccio non gioca. Va bene così, va bene così, va bene così. 48 secondi contro 23. Questa penso che la vinciamo easy sul tempo. Easy sul tempo. Ok, no, no, questa minaccia non c'è in realtà. Questa minaccia in realtà... Ah, forse ora c'è, no, non c'è neanche adesso. Giochiamo semplici che ce la portiamo tranquillamente a casa.
Giochiamo facile, giochiamo facile. Questo lo mettiamo sul nero. Ok. Giochiamo facili, giochiamo facili, giochiamo facili. Teniamo il cavallo, è inutile spingere, giochiamo così. Giochiamo facili, ragazzi. Giochiamo facili. Ok, ok. Abbasso un attimo l'aria condizionata, raga, mi sto gelando. Anzi, la spengo proprio. Ok. Ok, va bene. Partita facile questa, una delle poche partite facili, in genere sono sempre belle incasinate. Dai, 2026, arriviamo almeno, c'è una trentina di punti, almeno. Almeno. C3. Fiere di 3, fai C4, ti prego, tu sei uno che fa C4. Mmm. 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 Tu eri convinto che ti catturavo qua, no? Eri convinto proprio. C'è questa che è carina. Ma io arrocco. Arrocco non è più carina, no? Facciamo così. Mamma mia, che giocatore aggressivo. Questa si chiama trappola della canna da pesca. Se io ti faccio scacco, tu vieni dietro con l'alfiere. Se io vengo qui, attacco qua, attacco qua. Questo non te lo prendo manco morto, perché poi c'è il pedone che mi minaccia il cavallo, poi c'è donna qui, è matto. Qui finisce male. Finisce male se lo prendo. Quindi non te lo prendo semplicemente. Quindi ora c'hai un problema qua e qua. Mamma mia, contro questi giocatori aggressivi bisogna stare molto attenti, perché comunque, cioè veramente questo è aggressivo e anche forte, perché c'ha praticamente 2100 punti. Quasi quasi qui vado ad alfiere, tra l'altro. Vado ad alfiere. Anche se il cavallo poi non sa dove andare. Però l'alfiere qui, interessante. Ora qui può entrare se vuole, ma non è un gravissimo problema. Su questa lui c'ha scacco e perdo, quindi devo venire qua. Devo venire qua. Questo me lo prendo. Arrocco? Su arrocco questo te lo posso prendere però. Quindi tu non puoi arroccare in realtà. Ah! Questa? Questa la voglio provare. Questa, alfiere, donna, G3. Ah, si va al perpetuo, dai. Si va al perpetuo in realtà, perché non essendoci questo, questo... Ah no, aspetta. Questo, donna. G3. E se ti gioco così? No. E se ti gioco così? E ti gioco così. Così. Beh, non te lo prendo questo, dai. Abbiamo capito che questo non te lo prendo. Ok, cerchiamo di dare spazio a questo cavallo, assolutamente, assolutamente. Torre qui può arrivare tranquillamente. Devo capire se è meglio donna C6, donna in A6. C6 forse un attimino più pratica, perché comunque mantiene la tensione. Tu che cosa vuoi giocare? Perché mi stai facendo queste cose? Scacco e poi mi vieni qui, così, scacco e prendo qua. Scacco, vieni qui così, poi c'è il sacrificio qui sopra. Mamma mia, se hai visto tutto questo, tanta roba. Tanta roba. Vabbè, io la devo fare, Quindi andiamo a vedere come va a finire, perché qui lui c'ha scacco, re qui, scacco di cavallo qui, c'ha sacrificio qui, cioè secondo me tanta roba ce l'ha lui. Tra l'altro non c'è neanche più la connessione con... Forse devo mangiare di alfiere. Perché non ho mangiato di alfiere? Ho mangiato di pedone come un fesso, che ho tolto proprio tutta la comunicazione. Che fesso che sono. Quindi scacco, RH1, cavallo qui, io devo prendere, lui prende con la donna, io prendo così. No, dai, forse sono salvo. Il fatto che non comunicano le torri mi fa di un male. Forse sono salvo, forse ha calcolato male.
Forse ha semplicemente calcolato male. Donna qui, qualsiasi attacco mi faccio sulla donna qui, che poi magari può ritornare. Anzi. Ok. Proviamo a venire. Mi lascia la torre? Mi lascia la torre perché c'è qualche cosa che mi sto perdendo. Oddio santo. Vabbè, siccome non c'ho tempo né voglia di calcolare, non te la prendo neanche la torre. Perché c'era sicuro a un certo punto qualcosa di strano nei paraggi. Sicuro c'era. Sicuro come l'oro. Sicuro come l'oro. Sicuro come l'oro c'era. Dopo la analizzo questa. Perché sicuro c'era qualcosa che mi faceva parecchio male qua. C'ho una paura matta di sacrifici e cose varie. Però c'è il cavallo che è una bomba adesso. Ok. Ok, mi sembra corretta la cosa. Mi sembra corretta la dinamica. E se la dinamica ti pare corretta, devi seguire quello che ti dice l'istinto. Se la dinamica ti pare corretta, devi seguire quello che dice l'istinto. Ok. Ok. E dai, come minimo c'ho qualcosa. C'ho qualcosa come minimo. Come minimo. Tempo. Mamma mia, che sudata, che sudata. Allora, vediamo un po' perché questo giocatore è iper aggressivo. Allora, questa non la potevo prendere. Non la potevo prendere. Aspetta, scusate. Cos'è che è successo? Qui. Questo non lo potevo prendere perché perdevo. Su questa dovevo togliere il cavallo. Non so, anche se facevo questa, arriva a donna H4 con... E l'idea di scappo di qui non funziona, ricordiamoci, perché c'è il G3. Questa è importante. Quindi ok, così non la devo prendere. Qui in realtà sta un pochino meglio lui. C per D5 è giusto, forse alfiere per B5 prima scelta era un pochettino meglio. Qui non mi andava preso la torre perché? Perché su questa c'era alfiere a 6, vabbè. Quindi ho fatto bene a non prenderla, non avevo neanche il tempo di considerarla. Donna per 8, qui a sto giro potevo prendere la torre, ma non c'era veramente il tempo. Qui ho giocato questa. Donna per 8, potevo prendere la torre, ma non c'era veramente il tempo di fare nulla. Qui è così, qui così, e qui donna F6, giusta tra l'altro, giusto. Su questa c'era questa, vabbè, ma non c'era proprio matematicamente il tempo per fare una cosa del genere, quindi andiamo amici. Andiamo con un'altra partita, 30 punti li abbiamo fatti, vediamo se arriviamo a 40 e ci fermiamo. Cavallo F6 pre-move. Ok. Quando giocano cavallo C3 vuol dire che non conoscono molto bene questa difesa. Facciamo così. Facciamo così. F4 dai, non può essere buona. Non può essere buona. Ok, mi ha dato il suo alfiere buono. Ok, appena arriva questa. Questa subito. Questa. Proviamo a farla subito. Ok, è vero che c'ha questa, ma non credo che esca vivo da lì l'amico. Questa ce l'abbiamo. Questa ce l'abbiamo pure. Ok, vediamo un po' se giocare G6 per rallentare un po' il suo attacco. G6 la facciamo? Siamo sicuri? L'ho fatta ormai. Ormai l'ho fatta, non penso sia stata la mossa più bella della mia vita. Non credo sia stata la mossa più interessante della mia vita. Giochiamo questo per fermare un po' gli attacchi ai suoi cavalli. E giochiamo... giochiamo così. Ok, non ho ancora un'idea chiara di come andrà la partita.
Rocco e re H7. Donna qua. Vediamo. Questo si debba spingere così per far spazio al mio alfiere, direi che è abbastanza chiaro. Così come è chiaro che appunto su cavallo, ok, vuole spingere per arrivare qua. Allora urge questa, che è arrivato il doppio attacco qua. Quindi tolgo il cavallo, che minaccia anche entrate. Ha tolto il cavallo, ha tolto l'alfiere perché? Non l'ho capita. C'è sicuramente un'idea che non l'ho trovato. C'è questa immediata. Questa immediata va fatta, secondo me. Questa immediata va fatta, se no non la faccio più. Se no non la faccio più. Ok, questa è interessante. Colonna C aperta. Colonna C aperta e ora il cavallo può entrare. No, non può entrare se no perdo questa. Questa, cavallo. Il cavallo. Se io faccio un attacco a raggi X di matto che gli dà fastidio, perché questi attacchi danno fastidio. Ah, c'ha questa lui. C'ha questa, devo togliere la torre. Guarda, non è mortale, perché io sto proteggendo qui 2 volte. Però poi c'ha questa. C'ha questa poi. Non l'avevo vista. Questa non si poteva vedere a 3 minuti. Non si poteva vedere. Ah, non l'ha vista, non l'ha vista, non l'ha vista, non l'ha vista. Zitti tutti, zitti tutti. C'ho questa. C'è questa qui. C'è questa qui. Zitti tutti, zitti tutti. Minaccia e minaccia. Vabbè, questo lo puoi anche prendere a casa mia. A casa mia. Ah, forse questa è ancora meglio, scusa. Questa è un pelino meglio. Un pelino, giusto un pelino meglio. Ok, se lui mi prende io vengo con la donna qui e dopo il cambio qui c'ho l'entrata. Quindi questa me lo faccio prendere ma catturo di donna. Catturo di donna. Ok, anzi forse sono un salvo addirittura. Va bene, questo può cadere. Questo può anche cadere. Minaccia di matto sempre. Deve andare di donna. Ok. Questo è debole. Questo è debole. Arriva a cavallo qui. Ah, sei debole. Ah, sei debole. Debolissima. Però, il cavallo tra l'altro tiene anche il matto. Guardate la fortuna. Guarda te la fortuna. Guarda te cosa si sta inventando questo. Non può vincere. Non puoi vincere con questa, ti prego. Cioè, mi rifiuto. Mi rifiuto che tu vinci con questo sacrificio. Intanto c'ho torre qua. Tu puoi mettere anche la donna in faccia qui, ma io chiederò il cambio delle donne a vita. No, dai, non può vincerla. Non può vincere anche perché su questa togli, cambio le torri. Su questo attacco che comunque è forte, non ha cose particolari. Non puoi vincerla, questa te la faccio. Non mi interessa, questa te la faccio. Falla, ma io te la devo fare questa. Non mi interessa della qualità. Voglio la sicurezza. In questo momento la sicurezza vince sulla qualità. Poi dopo faccio tutto quello che vuoi. Dopo faccio tutto quello che ritieni corretto. Questa te la faccio. E vengo anche qua. Ok, neutralizzata un po' la minaccia della donna. Un pochettino. Non tanto, ma un pochettino. Non troppo, ma un pochettino. Vai, vai, avanti tutta. Ok, cambio di donne. Via, fine. Finish. Ok, neutralizzato, direi. Completamente. Wow. Ok, siamo 2039. 40 punti ce li siamo fatti e finiamo con questa, l'ultima. Comunque vada, la finisco questa. Ah, che nervoso quando mi giocano contro il colle sti sistemi. Vabbè, qui devo giocare in un altro modo, ma sto giocando
in codesto modo. Ok. Così si gioca? Sei sicuro che si gioca così sta roba? Tu sei sicuro al 2000% che questa roba si giochi così? Ah, se tu sei sicuro, io sono felice per te. Ah, aspetta, qui potevo... Ora che hai interrotto A, ora che hai interrotto la... con questa, lui mi fa F5. Aspetta che ce la giochiamo bene qua. Così. Questa è la mossa giusta. Questa è la mossa giusta. Questa vai di cavallo. Questa è la mossa giusta. Ok, giusto, no? Questa è la mossa giusta. Va bene. Tolto un grande pericolo e adesso boh, si cambia tutto. Penso che sia pari questa. Quindi si giocherà anche sul tempo, sicuramente. Si giocherà sicuramente anche sul tempo. Ok, questa è pari, ma qualcuno farà ovviamente una cavolata a un certo punto, quindi questa è, questa è la verità. Ok, ora giochi così, però mi rendi più forte questo. Mi rendi più forte questo. Andiamo così. Ok, fratello. Non faccio in tempo a fare questo. Devo prima giocare così. Tu vieni qui così. Io gioco re qua. E poi gioco così. Ah, vedi? Vedi che ho fatto la cappellata? Vedi? Vedi che ora c'è anche la minaccia. C'è anche la minaccia. Vedi? Ah, però l'ha fatta anche lui. L'ha fatta anche lui. Potevo mangiarlo già prima in realtà. Però su questa... Ah, vedi. Ok, beh, c'ho questa qui, no? O questa qui, una delle due. Una delle due. Attenzione, attenzione, attenzione. Qui vado avanti di un pezzo secco. Qui vado avanti di un pezzo secco. Vado avanti di un pezzo secco. Pezzo secco. Pezzo secco. Pezzo secco, ragazzi. Su questa, alfiere. Vengo qua. Pezzo secco in più. Pezzo secco in più. Ok, gestiamoci il vantaggio e ce ne andiamo a casa con 40 punti. Ce ne andiamo a casa onesti con 40 punti. Ok, abbiamo una torre. No, che cosa ho di vantaggio? Una torre di vantaggio. Ho una torre di vantaggio. Ho una torre di vantaggio. Giusto? Vediamo se la perdiamo sta torre. Alfiere qua. Che scorta questo. Sì. Alfiere qua che scorta questo. Quindi col Kaiser che te lo prendo questo pedone del Kaiser. Intanto chiediamo un bel cambio. Intanto, questo non te lo prendo. Non è necessario. È più importante scortare questo. Ok. Facciamo così. Così non hai più la casella di promozione tenuta dal tuo alfiere. Neanche io ce l'ho, è vera. Ma intanto questo ora si può prendere. Io mi metto tranquillamente col mio re. E tu dove ti metti, scusa? Io metto con l'alfiere, con la torre. Ok, tu vai sul nero. E io scendo, posso scendere. Posso scendere così. Attenzione, attimi di panico, attimi di panico. Attimi di panico, attimi di panico. Attimi di panico. Attimi di panico. Questo pedone in fuga non deve fugare.
Attenzione, attenzione, attenzione che ce lo prendiamo. Attenzione che ce lo prendiamo. Spinge. Vado qui, alfiere. Così, così. Attimi di panico totali. Spinge. Torre. Scacco. No, torre scacco e lo prendo. Questo è preso. Questo è preso. È preso, è preso, è preso. Finisce la minaccia. L'avversario ha abbandonato la partita. Attenzione, attenzione, attenzione amici. Oh, andata, andata, andata. Reclama la vittoria. Vabbè, finita anche per tempo. Boom. E sale a 2044. E ottimo, ottimo. Dai, la prossima volta proviamo a salire gli altri 30, 40, 50 punti. Ritorniamo a ristabilire quello che credo essere il mio punteggio sull'ICS di 2100 nelle blitz. Wow, è stato un bel viaggio insieme, ragazzi. Come vedete, cappellate da una parte, cappellate dall'altra. Spero che comunque in qualche modo queste partite possano essere istruttive e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, voglio!